Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Antenna 3, l'ultimo giorno di febbraio, la nostra prima edizione il venerdì e quindi alle 13 l'appuntamento con Ecovisioni e con Andrea Ferrazzi. Parleremo degli impatti economici e sociali del cambiamento climatico nell'area del Mediterraneo e anche nella nostra Italia e quindi anche nel Veneto. Prima però i nostri collegamenti, i nostri inviati, i nostri servizi e la cronaca. In questa mattina il primo colloquio in carcere tra Alex Lucchesi, l'uomo arrestato ieri, il 52enne protagonista della sparatoria di Chiarano, e il suo avvocato. Allora ripartiamo da qui, dall'arresto di Lucchesi ieri a Ceggia, l'arresto dell'uomo che con la sua fuga dopo la sparatoria aveva messo in apprensione la Marca e non solo. Ha tentato di contattare la figlia più piccola, Moira. Le ha suonato il campanello di casa, ma la giovane, spaventata a morte, non ha aperto la porta. Così Alex Lucchesi si è allontanato. Arrivato nei pressi del cimitero di Ceggia, è stato raggiunto da diverse auto dei carabinieri. Qui ha tentato nuovamente di fuggire a piedi, ma la sua latitanza, durata 3 giorni, è finita nella mattinata. Per lui sono scattate le manette. Il 52enne di origine Sinti è accusato di tentato omicidio per aver sparato un colpo di pistola contro il genero Gregory Malacarne, 29 anni, che si trova ricoverato in ospedale con una ferita alla schiena. Un agguato fulmineo, è sceso dalla macchina, ha fatto fuoco ed è scappato in una manciata di minuti. Poche parole dopo la cattura. Dalle prime dichiarazioni lui parla di una colluttazione che c'è stata con la vittima, però ripeto, dobbiamo attendere i risultati dell'interrogatorio. Lucchesi, che è difeso dall'avvocato Giorgio Pietramala, ha spiegato di aver avuto una discussione ed una colluttazione con il genero il giorno prima della sparatoria. Una questione personale e familiare che dovrà essere chiarita. I carabinieri dovranno anche ricostruire questi giorni di latitanza. Qualche ora fa il 52enne aveva preso un treno da San Donà verso Mestre, ma lui dice di non essersi mai mosso. E queste sono cose che poi dovremmo accertare. Lui ha riferito di non essersi mai mosso da quella zona e di aver appunto cercato di contattare i familiari, però ripeto, su questo dovremmo fare degli approfondimenti. Addosso l'uomo non aveva nulla, solo qualche farmaco. Dalla caserma di via Cornarotta è stato portato in carcere a Venezia, dove verrà sentito per l'interrogatorio di garanzia. Poi il fascicolo sulla sparatoria di Chiarano sarà trasferito a Treviso e proseguirà il suo iter. Ora si attendono anche gli accertamenti sulla pistola, una Glock calibro 9 con la matricola a brasa trovata nella borsa della fidanzata di uno dei figli. Per quanto riguarda la pistola dobbiamo attendere l'esame del RIS. Diciamo che da alcuni accertamenti speditivi che abbiamo fatto per quanto concerne soprattutto il munizionamento sembrerebbe che ci siano delle corrispondenze, però lì dovremo poi fare un incrocio con quelle che sono le analisi del RIS. Se dovesse essere confermato che si tratta della stessa arma usata nell'agguato, la donna, che è stata scarcerata, rischia un'incriminazione per favoreggiamento. Allora, prima di vedere le reazioni ieri a Chiarano, siamo in grado di farvi sentire anche le dichiarazioni dell'avvocato Giorgio Pietramala, che questa mattina ha incontrato in carcere Alex Lucchesi a Venezia. Fatemi capire, chiedo alla regia se ce l'abbiamo. Non ancora. Allora, vediamo prima le reazioni a Chiarano per l'arresto di Alex Lucchesi. Non c'è alcuna voglia di parlare con i giornalisti in casa Lucchesi, qui nel condominio Ater di Fossalta Maggiore, dove il 52enne viveva fino a lunedì mattina con la moglie e uno dei figli, prima quindi dell'agguato in pieno centro a Chiarano, quei colpi di pistola scaricati sul genero 29enne Gregory Malacarne, tuttora ricoverato al Cafoncello. Volto noto quello del pluripregiudicato Alex Lucchesi, che con la famiglia non solo risiede nei condomini Ater, ma è seguito dai servizi sociali. Del resto, almeno formalmente, ne aveva i requisiti. Per il primo cittadino leghista una questione di norme nazionali che va regolata una volta per tutte. Ma è un discorso a livello nazionale che dovrebbe essere rivisto in un ampio raggio, ma a livello governativo, non certo locale e comunale. Padroni in casa nostra, dovremmo cercare forse di decidere meglio chi ha diritto e chi ha bisogno. Sindaco De Pieri, che se da un lato ringrazia le forze dell'ordine, dall'altro fa intendere chiaramente che Lucchesi deve rimanere in carcere. Ovviamente spero che la riabilitazione venga fatta nei luoghi, nei tempi opportuni. Non a Chiarano.
No, perché non abbiamo le strutture adeguate. Visto che comunque la gravità del delitto è elevata, considero che i magistrati sapranno ben valutare che pena applicare. A tirare un sospiro di sollievo nelle ore della fine della latitanza è anche Irina, la titolare del bar dove è avvenuta la sparatoria. Anche per lei sono stati giorni duri, fatti di un clamore che il suo locale, che gestisce da ben 20 anni, certo non meritava. Non ho immaginato comunque che succede qua, comunque, nella mia vita, neanche questo non ho immaginato, però lì è... paura è stata più per dipendenti come di altre persone e persone quelle che è dentro. Comunque adesso siamo tranquilli, io penso che non succede più perché abbiamo vicino bravi carabinieri, visto che hanno arrivato tutti i soccorsi, tutto quanto, siamo tranquilli, ma andrà tutto bene, non si sparano più in giro, spero. Allora fra poco vi faremo sentire anche le parole, come vi dicevo, dell'avvocato Giorgio Pietramala, che ha sentito questa mattina Lucchesi in carcere. Prima però andiamo a Padova, dove è ormai un mese di zona rossa, la zona rossa nell'area della stazione di Padova, quindi c'è un primo bilancio. Valentina Visentin, quindi parliamo ancora di sicurezza. Valentina Visentin vedo il sottosegretario Andrea Ostellari. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova. Il primo bilancio della prefettura dopo quasi un mese di zona rossa qui a Padova, nella zona della stazione. Sono state oltre 5.200 le persone controllate H24 dalle forze dell'ordine che, come vedete, si possono scorgere anche alle nostre spalle, stanno tuttora impegnati nei controlli. 28 le persone allontanate accusate che avevano precedenti per vari reati, dallo spaccio di stupefacenti a reati contro il patrimonio, e tra le altre cose proprio nelle scorse ore sono stati 2 anche gli arresti della polizia qui in stazione. Uno spacciatore nigeriano sorpreso a vendere della marijuana ad una connazionale, in tasca aveva anche delle compresse di oppiacei, e un liberiano che era ricercato perché destinatario di un ordine di carcerazione sempre per reati legati allo spaccio. Oggi c'è stata anche una conferenza stampa del gruppo leghista padovano, c'era presente anche il senatore Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, perché avete di fatto incontrato alcuni residenti e sentito anche i loro pareri per testare il termometro della situazione. Molti residenti sono rimasti anche soddisfatti della zona rossa. Cosa avete raccolto e quali sarà il futuro di questo provvedimento? Allora, la cosa più bella che abbiamo potuto registrare oggi sono state le dichiarazioni dei cittadini, di chi qui abita e di chi qui mesi fa era venuto per denunciare una situazione di allarme. Oggi invece noi registriamo da loro parole confortanti: finalmente si sta meglio, finalmente quindi vedono una città che è sotto il controllo delle forze dell'ordine e non più dei balordi. Questa operazione quindi funziona e noi come anche governo siamo ovviamente contenti, perché non solo sta funzionando a Padova, ma sta funzionando anche in tante altre città del nostro paese, e allora ovviamente continueremo a fornire le nostre forze dell'ordine di tutti gli strumenti loro necessari, e in questo invitiamo le amministrazioni, in particolare quella di Padova, a fare fronte comune, a non nascondere le situazioni di degrado e a denunciarle assieme a noi. Zona rossa istituita lo scorso 6 febbraio, come spiegato dal prefetto quando ha definito l'ordinanza, durerà fino al 6 di aprile, poi si vedrà se ovviamente prorogare il provvedimento. Intanto, sempre durante i controlli, c'è stato anche l'arresto di un borseggiatore. Io vi lascio al servizio e restituisco la linea allo studio. Si è accorta dell'uomo che si muoveva con fare sospetto in tram e dalla sua borsa mancava il portafoglio. Grazie alla prontezza di riflessi di una 24enne bengalese, un borseggiatore è stato arrestato ieri sera a Padova. Si tratta di un 58enne albanese bloccato dalla polizia pochi minuti dopo, proprio mentre tentava di acquistare con una carta di credito 2 oggetti all'interno di un negozio dell'Arcella. L'allarme è scattato intorno alle 19:50 di giovedì. La 24enne del banco
Bangladesh insieme ad un'amica era sul tram all'altezza di Cavalcavia Borgomagno. Dopo essersi accorta che dalla borsa mancava il portafoglio, ha notato l'uomo che scendeva velocemente dal mezzo. Le due giovani così non si perdono d'animo, lo seguono fino a quando entra in un negozio e allertano il 113. Sul posto arrivano le volanti della polizia. Grazie alla descrizione precisa fatta dalla ragazza e dalle indicazioni date agli agenti, l'uomo, un 58enne albanese, è stato arrestato all'interno di un'attività commerciale di via Aspetti, mentre con il bancomat appena rubato alla donna stava cercando di fare acquisti. Lo straniero, senza fissa dimora, era già noto per furti e scippi sempre sui mezzi di trasporto pubblico fatti anche in altre città d'Italia. Allora siamo in grado di farvi sentire le parole dell'avvocato Giorgio Pietramala che difende Alex Lucchesi, il 52enne arrestato ieri a Ceggia, lo protagonista della sparatoria di Chiarano e anche di una lunga fuga in questi giorni. Questa mattina lo ha incontrato in carcere. Sentiamo cosa ha detto al microfono di Ilaria Marchiori. Questa mattina lei ha incontrato il suo cliente. Cosa le ha detto? Ma innanzitutto l'ho trovato estremamente confuso, ha difficoltà a esprimersi, tra l'altro mi dice di essere anche ammalato, quindi di avere dei problemi di salute, quindi non è stato un colloquio molto chiarificatore. Pertanto, dato che l'interrogatorio la convalida anzi del fermo è domani mattina prima di questo atto tornerò in carcere e vedremo di chiarire meglio. Qualcosa è riuscito a dirle, se si è pentito, se volesse veramente farlo, ha chiesto di suo genero? Ma sostanzialmente lui ha chiesto del genero, poi mi ha detto che da quello che ho capito, diciamo, la motivazione è un gravissimo dissidio familiare che c'era già da parecchi anni. Quindi insomma voleva farlo? Questo non lo so, se cosa volesse fare questo non me l'ha detto. Ha dimostrato del pentimento? Ma di questo non abbiamo parlato ovviamente, anche perché, torno a ripetere, era in uno stato di totale confusione. Ma secondo lei quasi sotto shock? Beh, sicuramente c'è anche una situazione di shock, ma ripeto, era molto confuso, evidentemente ha dei problemi, ho avuto dei problemi questa notte, probabilmente non aveva dormito, era veramente confuso. Ecco, adesso lei come ha intenzione di procedere? Abbiamo appunto appena detto che tornerà domani per poter conferire col suo cliente, poi come ha intenzione di procedere? Pensa che potrebbe chiedere una misura differente? Ma adesso vediamo, domani mattina innanzitutto vedremo l'interrogatorio, quale sarà la nostra linea di difesa, dopodiché vedremo cosa fare, se fare il riesame, ma ci sono al tribunale del riesame, ma ci sono varie possibilità. Non sono in grado in questo momento, finché non chiarisco con lui una precisa linea difensiva, di poter fare delle previsioni. Certo che il titolo di reato è grave. Ora speriamo che questo povero ragazzo migliori e non abbia nessuna conseguenza. Allora queste le parole dell'avvocato Giorgio Pietramala. Restiamo nella Marca perché ieri abbiamo raccontato di questa vicenda incredibile i vermi trovati nella pasta della mensa di una scuola elementare di Roncado. Ovviamente c'è grande polemica in paese. La nostra Francesca Bozza con Simone Merlo è con il sindaco Donadella. Buongiorno Francesca. Sì, buongiorno Nicole, buongiorno ai telespettatori. Saluto subito il sindaco Marco Donadella, grazie per essere con noi. Buongiorno. Sindaco. Non si parla d'altro, inevitabile qui a Roncade, le immagini, le foto che vedrete tra un po' delle larve tra i maccheroni al sugo di ragù chiaramente hanno indignato e hanno suscitato molta rabbia tra i genitori che adesso chiedono in primis al comune rassicurazioni sul servizio della mensa. Un breve riepilogo: ieri appunto i bambini stavano pranzando all'interno della scuola qui di San Cipriano di Roncade, le maestre passando tra i tavoli hanno notato, perché erano ben visibili, questi vermi tra la pasta. Chiaramente hanno scattato delle foto, è subito partita la segnalazione al comune e all'ULSS, comune che si è mosso immediatamente. Sindaco, è una vicenda insomma che lascia senza parole. È una vicenda che ha indignato tutti, è un fatto gravissimo che ci ha visto intervenire prontamente ieri. Sono usciti i nostri uffici, è uscito il biologo incaricato da noi, il quale ha prelevato un campione e mandato al SIAN per le verifiche del caso. Oggi sono intervenuti anche i NAS?
Oggi sono intervenuti anche i NAS, ci sono delle indagini in corso. Noi da quando è partito questo nuovo servizio da settembre abbiamo fatto più di 40 controlli che derivano da segnalazioni da parte delle famiglie, da parte dei referenti mensa, ma anche dei controlli fatti a campione da parte nostra, da parte dell'assessore che settimanalmente va a controllare all'interno delle mense qual è la situazione. Questi controlli in base al capitolato hanno portato anche a delle penalità. Quello di ieri comunque è un fatto di estrema gravità. Voi avete chiesto subito alla ditta delle spiegazioni e avete già convocato un tavolo. Abbiamo chiesto alla ditta delle spiegazioni, oggi pomeriggio ho convocato un tavolo urgente sia con la ditta che con l'istituto comprensivo. Da quel tavolo dobbiamo trovare delle risposte e delle soluzioni. Naturalmente fondamentali saranno anche poi le analisi che verranno effettuate dal vostro biologo, dall'ULSS, e dopo a quel punto deciderete come muovervi. Aspettiamo quelle che sono le indagini da parte degli enti preposti e dopo in base a quello ci muoveremo. Ecco, le famiglie, i genitori che abbiamo raggiunto ma che in questo momento non se la sentono di apparire davanti alle telecamere, chiedono di poter dare ai propri figli un pranzo al sacco, un panino, qualcosa da consumare appunto a scuola. È fattibile? Sì, ieri pomeriggio ho ricevuto decine di telefonate per i quali mi chiedevano questo. Non è possibile, perché queste qui sono regole dell'istituto comprensivo e pertanto io non posso né sospendere il servizio né dare modo per il momento di fare in modo che si portino il panino da casa. L'unica possibilità che hanno è quella di compilare un modulo e prelevare il proprio ragazzo o ragazza e portarlo a casa per poi riportarlo a scuola, ma capiamo che il disagio è tanto. Quindi insomma Nicola, a questo punto ci riaggiorneremo con il sindaco nel pomeriggio al termine di questo tavolo urgente che è stato convocato per capire quali sono poi le risposte della ditta incaricata della mensa. Al momento da San Cipriano di Roncade è tutto, grazie al sindaco Marco Donadel, grazie davvero sindaco, e la linea può tornare allo studio. Grazie a Francesca Bozza e Simone Mello, grazie al sindaco. Da un sindaco a un altro, un'altra problematica di cui si sta parlando in paese a Mussolente, cioè di l'uso di petardi anche piuttosto potenti nei parchi da parte di ragazzini. C'è stato anche un ragazzino o più ragazzini feriti. Allora Federico Fusetti con la sindaca di Mussolente, perché la sindaca ha convocato o convoca i genitori. È così, Federico? Buongiorno. È così, buongiorno a te Nicola, buongiorno ai telespettatori, siamo qui a Mussolente con Andrea Benetti e soprattutto con la sindaca Elena Bontorin, buongiorno. Buongiorno a tutti. Hai già anticipato, insomma, petardi, ragazzini giovani, perché parliamo di scuole medie e insomma un uso sbagliato di questi petardi che hanno portato anche al ferimento in particolare di un ragazzo che ha dovuto subire un intervento chirurgico. La sindaca si è arrabbiata, però insomma ha anche cercato di trasformare questo episodio in qualcosa di positivo. Cosa è successo e cosa ha fatto lei? È accaduto che da qualche settimana abbiamo saputo che c'erano dei ragazzi appunto delle scuole medie che si divertivano prima, dopo scuola, nel pomeriggio ad utilizzare appunto questi petardi all'interno del nostro parco pubblico. Cosa abbiamo fatto? Soprattutto dopo essere venuti a sapere che un ragazzo si era ferito e per evitare ulteriori ferimenti o anche qualcosa di più grave siamo intervenuti subito con il nostro comandante della polizia locale, il comandante Munari, e siamo entrati a scuola, e quindi ringrazio la dirigente che ci ha lasciato insomma il dovuto spazio per incontrare i ragazzi e fare proprio un intervento educativo di sensibilizzazione all'utilizzo di questi petardi, che ricordo essere vietato al di sotto dei 18 anni, ai quali è vietata anche la vendita, quindi abbiamo cercato anche di risalire al percorso che questi petardi hanno fatto. Da lì abbiamo cercato di sensibilizzare i ragazzi anche alle conseguenze che loro e le loro famiglie possono andare incontro nel momento in cui qualcuno dovesse farsi più male. Questa volta è andata bene, il ragazzo insomma è tornato a scuola, sta bene, di questo ne sono certamente felice, però andava fatto questo passaggio, anche perché io ricordo nel nostro regolamento di polizia urbana all'articolo 35 è vietato l'utilizzo di petardi e dispositivi esplosivi a chiunque, anche ai maggiorenni, però davvero andava fatto e l'abbiamo fatto, abbiamo incontrato anche i genitori proprio per far capire loro l'importanza
e la gravità del gesto, di un gioco che spesso appunto sottovalutiamo per quanto possa essere pericoloso per noi stessi e per gli altri. Lei ha incontrato anche i ragazzini responsabili, tra virgolette, cioè chi materialmente giocava con i petardi, che atteggiamento hanno avuto? È stato un bel dialogo, nel senso che si sono messi anche loro in discussione. Prossimi giorni incontrerò anche un altro ragazzo proprio per far capire loro che bisogna responsabilizzarci. Hanno quasi 14 anni, quindi anche per loro inizia, diciamo, la possibilità di essere imputabili per i reati, e questo passaggio di responsabilità andava fatto. Credo che il messaggio sia passato, spero che questo gioco abbia avuto fine la scorsa settimana e di non dover più tornare sull'argomento. Ultima cosa, a volte anche i genitori magari sono i primi a divertirsi con i petardi e quindi magari trasmettono in maniera errata questa loro passione, questa simpatia per i petardi ai ragazzini. Ricordiamo, e lei immagino l'abbia fatto ai genitori, che possono avere delle conseguenze anche economiche gravi nel caso di denunce. Assolutamente sì, cioè, ho cercato proprio con i genitori, e lo faremo anche prossimamente, di far capire a cosa andiamo incontro. Ripeto, questa volta è andata bene, si fosse fatto male in maniera più seria, anche semplicemente un bambino che passava, magari un bambino dell'asilo che passa al parco e tocca anche magari un resto di un petardo non esploso, davvero saremmo andati incontro ad una tragedia e non staremo qui, diciamo, a sorriderci ora che siamo riusciti a risolvere la questione. Nicola, se hai qualche domanda, se no da Mussolente è tutto. Grazie a Federico Fusetti, grazie alla sindaca. Restiamo nel Vicentino con il caso, lo ricorderete, della falsa badante accusata di omicidio, sospesi per un anno dalla professione i farmacisti che, secondo gli investigatori, le avrebbero venduto i medicinali senza le necessarie prescrizioni. Sospesi per aver venduto benzodiazepine senza le previste prescrizioni alla badante 46enne arrestata a dicembre con l'accusa di omicidio aggravato, tentato omicidio e rapina ai danni di anziani che assisteva. I carabinieri di Vicenza hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare personale interdittiva nei confronti di 2 farmacisti di Vicenza e del suo Interland, provvedimento che arriva nell'ambito delle indagini delle settimane scorse a seguito dell'arresto della donna, condotte dai militari del nucleo investigativo di Vicenza insieme al NAS, che hanno effettuato degli approfondimenti sulle posizioni di alcune farmacie. Nel corso delle indagini è stato appurato che i gestori responsabili di queste farmacie avrebbero venduto alla donna poi arrestata medicinali a base di benzodiazepine che in alcuni casi erano destinati alla cessione a terzi da parte dell'indagata senza la presentazione di una valida prescrizione medica, la cosiddetta ricetta bianca, o proprio in sua assenza. Ai 2 farmacisti è stato temporaneamente vietato l'esercizio della professione per un anno. Dalla falsa badante accusata di omicidio al caso del maltrattamenti agli anziani non autosufficienti, ospiti della casa per ferie ad Alano di Setteville, siamo nel Bellunese. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per i 7 operatori, lo sappiamo, e i 2 titolari della struttura gestita dalla locale cooperativa. Emergono dettagli inquietanti e terribili di questa vicenda. L'orrore della vicenda, che risale a maggio del 2023, che è emersa solo nel giorno dell'udienza preliminare davanti al GUP di Belluno Elisabetta Scolozzi, emerge dagli atti del fascicolo delle indagini condotte dai carabinieri di Feltre e delegate dalla procura, che aveva ricevuto la segnalazione di un dipendente. Dietro all'immagine serena della casa vacanze per anziani ad Alano di Setteville si sarebbero celate azioni disumane nei confronti di 36 ospiti della struttura gestita dalla cooperativa San Vincenzo. I titolari, Emanuele Auletta di 33 anni e la moglie Maria Iavazzo di 30, entrambi di Pederobba, sono accusati di circonvenzione di incapace e riciclaggio. Per la coppia e altri 7 dipendenti, 4 della provincia di Treviso, 2 vicentini e un padovano, l'accusa è di maltrattamenti, dall'uso di cinture di contenzione agli strattonamenti, manate, pizzicotti, somministrazioni inadeguate di farmaci da parte di addetti non infermieri, incuria dell'igiene personale degli ospiti, nella stragrande maggioranza bellunesi. Le famiglie si costituiranno parte civile. Secondo la difesa, le contestazioni alla struttura derivano dalla mancata autorizzazione a ospitare soggetti non autosufficienti, ma vengono negati altri presunti maltrattamenti. Le indagini si sono avvalse delle immagini impresse da microcamere installate dai militari dell'Arma nella struttura, che hanno agevolato a ricostruire un quadro degli orrori. La prossima udienza è stata fissata per il 2 aprile.
E poi c'è la vicenda terribile della tragedia del Natisone, i ragazzi che sono annegati e l'inchiesta sui mancati soccorsi. Dalle ricostruzioni delle telefonate di quel maledetto 31 maggio 2024, ora vi facciamo ascoltare gli audio degli ultimi disperati attimi di vita di Patrizia, Bianca e Christian, travolti dal Natisone. È veramente un documento terribile che racconta di istanti drammatici. Il 31 maggio 2024 scolpito nella memoria. La tragedia del Natisone è un evento sconvolgente che non a caso ha scosso, toccato, addolorato tutti, unito il paese intero per empatia verso un destino tremendo per i 3 ragazzi, Patrizia Cormos, Bianca Doros, Christian Molnar, che nel giro di pochi minuti sono passati da un tranquillo pomeriggio spensierato al peggiore degli incubi, travolti dalle acque del fiume, andati incontro alla morte. Quei 41 minuti d'attesa tra la prima telefonata di Patrizia e l'inghiottimento dei 3 ragazzi da parte del Natisone sono stati lunghi momenti di angoscia, ansia, terrore. Solo la stessa Patrizia ha provato a essere baluardo emotivamente e mentalmente, mentre Christian lo faceva fisicamente in quell'abbraccio che sorreggeva le ragazze, tentando di resistere alla furia delle acque. Gli audio che vi proponiamo sono un pugno allo stomaco, ti colpiscono perché ti mettono di fronte alla sensazione di affacciarsi nel vuoto, a capire che si sta avvicinando una fine a cui non si è mai pronti in questo modo. Nel primo, Patrizia, con sottofondo le urla di Bianca, dice che l'acqua sta crescendo e che il tempo a disposizione non è tanto. Sì, la sento signora, com'è la situazione? Sta crescendo, non abbiamo tanto tempo, la prego! Il secondo audio è quello in cui invece Patrizia fa riferimento alla necessità dell'intervento dell'elicottero perché il tempo a disposizione è sempre meno. Si capta in mezzo ai tanti ti prego di Patrizia tutta la fatica fisica, emotiva, nonché lo strazio di trovarsi in una situazione che sembra sempre più senza via d'uscita. Ma dobbiamo arrivare, ci vuole l'elicottero perché non so se potete salvare. Sì, noi abbiamo attivato anche quello. Va bene? Perché non ce la facciamo più. Mancano neanche 2 minuti, c'è l'acqua tutta, non possiamo neanche prenderci da qualcosa. Infine il terzo audio, quello che inevitabilmente raggela il sangue più degli altri, l'ormai famosa canzone I'm Still Here, scelta per le chiamate in attesa in una brutta ironia della sorte, quasi perversa, come se fosse quello che Patrizia intende, che sta urlando, si mescola alle grida di panico dei 3 ragazzi che cercano di urlare al telefono, a chi impotente guarda dalla riva o dal ponte, forse al mondo intero, che sono ancora lì, prima dell'ineluttabile fine che li ha accomunati in un destino tragico. Davvero terribili questi audio dei ragazzi che stavano per morire tragicamente e un servizio della nostra redazione di TV12 che si occupa, come sapete, di tutta l'area di Udine, e proprio in diretta a TV12 con il nostro Francesco Pezzella la mamma di Patrizia ha ascoltato e commentato questi audio shock delle telefonate fatte da sua figlia ai soccorritori implorandoli di mandarla al più presto l'elicottero. Riviviamo allora questi momenti strazianti da TV12. Sì, la sento signora, com'è la situazione? Sta crescendo, non abbiamo tanto tempo, la prego! Sì, questa è l'ultima chiamata che si vede che ha capito il pericolo, che l'acqua stava sempre più vicino a loro, quindi erano disperati, poverini. Non oso neanche immaginare quello che hanno provato in quei istanti. È il giorno della pubblicazione degli audio originali relativi alla tragedia del Natisone che si è consumata il 31 maggio del 2024. Riascoltando questi audio scorre un brivido lungo la schiena di ogni persona che può solo provare ad immaginare i momenti che hanno vissuto Patrizia, Bianca e Christian
Tra questi audio ce n'è uno inedito che vi facciamo ascoltare con le urla dei ragazzi che inermi attendono i soccorsi mentre suona la musichetta I'm Still Here, mentre sono in attesa di una risposta da parte dei soccorritori. A commentare con noi questi file c'era proprio Michaela, la mamma di Patrizia, che ha rivissuto quei terribili momenti. Ma dobbiamo arrivare, ci vuole cattivino. Con l'elicottero, perché non so se potete salvare. Sì, noi abbiamo attivato anche quello. Va bene. Perché non ce la facciamo più. Mancano neanche 2 minuti, c'è l'acqua tutta, non possiamo neanche prenderci da qualcosa. Sì, qua lei proprio chiede l'elicottero. Lei ha capito il pericolo, che lì nessuno li poteva salvare perché erano comunque distanti dal ponte, distanti dal margine, solo l'elicottero li poteva prendere lì dal mezzo al fiume. Quello che non capisco io, perché non hanno capito chi è in dovere di attivare subito l'elicottero. Perché già dalle 29, quando loro mi hanno chiamato e detto che sono circondati dall'acqua, già da lì chi conosce il posto sapeva che non serve tanto che il fiume si riempie. Adesso c'è quella parte che è probabilmente la parte più straziante, perché i ragazzi vengono messi in attesa, ma la registrazione cattura, oltre alla melodia di I'm Still Here, anche quello che avviene sotto. Ecco, sicuramente questa è la parte più straziante. Sì, perché lei era molto forte, diceva sempre: mamma, io sono forte come te, però sentirla piangere disperata lì mi spezza il cuore. Mi spezza il cuore perché non l'ho potuto aiutare. Ce l'ho cresciuta come un gelo. Sentirla lì piangere disperata mi spezza il cuore, che si sentiva lì soli, abbandonati, chissà cosa le è passato per la mente, magari non ci rivedrà mai più. Io ho 42 anni, vivere con questo dolore per quello che mi resta veramente non so questi signori. Io non voglio giudicare nessuno e non ho con i vigili, non ce l'ho con nessuno. Io dico solo che si poteva fare di più per questi ragazzi. E non si deve mai ripetere una cosa del genere in nessuna parte del mondo, da nessuna parte. Davvero terribile questa vicenda, e c'è un'inchiesta appunto in corso. Adesso la pubblicità, ripartiremo da Vicenza per parlare di un'occupazione abusiva e poi anche di... a proposito di scuola abbiamo parlato di vermi nella pasta e di petardi con ragazzini feriti. A Vicenza invece città, una siringa usata trovata nel cortile di un asilo. Ripartiamo da Vicenza subito dopo la pubblicità. Occupazioni abusive, blitz delle forze dell'ordine in via del Cavalcavia a Vicenza. È il proprietario di casa a lanciare l'allarme. Ha provato a entrare nella sua abitazione ma non c'è riuscito, scoprendo che l'appartamento è occupato. Gli agenti della questura, con l'unità cinofila antidroga delle Fiamme Gialle e la polizia locale, entrano in azione, circondano l'area e si introducono nell'appartamento, dove trovano 3 tunisini irregolari in Italia e con precedenti per droga, reati contro la persona e il patrimonio. L'abitazione viene riconsegnata al legittimo proprietario, mentre i 3 stranieri accompagnati in questura sono stati denunciati per occupazione abusiva. Uno dei 3 uomini, che ha già violato l'ordine del questore di abbandonare l'Italia, è stato accompagnato al centro per i rimpatri di Milo, in Sicilia, per essere espulso. Lo stesso accadrà agli altri 2 se non lasceranno il territorio nazionale entro 7 giorni, come da ordine firmato dal questore di Vicenza. Ma il tema delle occupazioni abusive continua a far discutere, così come il degrado subito da chi vive nella zona tra Viale Trissino, Borgo Casale e San Pio X. Come nelle altre zone, non né più né meno, cioè così dappertutto. No. Purtroppo la città è diventata così.
Si evita di uscire la sera? Sì, io evito di uscire la sera se posso, sì. Adesso esco in macchina. Per il momento adesso è abbastanza tranquillo. Un poco tempo fa c'erano dei personaggi di colore in bicicletta, avanti, indietro. C'erano un sacco di monopattini, biciclette, gente, ragazzini che di notte, di sera, cioè i miei ragazzi sono pure fuori, ma erano tutti dei movimenti strani. Allora siamo rientrati, l'abbiamo detto prima della pubblicità, abbiamo visto questa vicenda che fa discutere dell'occupazione abusiva a Vicenza, c'è un'altra vicenda che fa discutere a Vicenza, l'abbiamo parlato di scuole con problematiche a Roncade e anche a Mussolente. A Vicenza forse l'episodio più grave, cioè questa siringa usata trovata nel cortile di un asilo. Daniele Garbini in collegamento in diretta, buongiorno Daniele. Buongiorno Nicola, buongiorno a te ai telespettatori, confermo, proprio siamo di fronte alla scuola materna Antonio Fogazzaro, siamo tanto per capirci a 500 metri da piazza Matteotti al Teatro Olimpico, quindi è proprio un centro pienissimo ed è proprio all'interno di questa scuola è stato trovato questa siringa. Con me, visto che il fatto ha indignato da una parte i genitori, c'è Mattia Piazzon che è del circolo dei presidenti degli asili nido di Vicenza e Jacopo Maltauro invece capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Buongiorno a tutti. Ecco, proprio due esponenti che sono intervenuti proprio perché ricordiamo i fatti. Ieri mattina un gruppetto di bambini nella ricreazione stava appunto giocando in cortile nei pressi di una siepe, è stato fatto questo ritrovamento di questa siringa ed è stata proprio presa, raccolta dai bambini, l'hanno data all'insegnante, da lì è scattato l'allarme ed è stato fatto intervenire autorità, polizia locale, AIM e AGSM che hanno bonificato l'area. In questo momento hanno transennato con questa rete e con questo nastro insomma la zona per evitare che i bambini vadano nei pressi della siepe che è la zona di confine, però insomma il fatto è molto grave, non solo i genitori ma anche i residenti qui intorno sono indignati e anche allarmati per il fatto che non è la prima volta e soprattutto questo atto deliberato di voler anche fare del male, di non rispettare proprio un ambiente protetto come i bambini, vero Mattia? Giusto, noi come genitori ci sentiamo indignati perché appunto è stato tolto diciamo la sicurezza che avevamo e confidato diciamo nei confronti dell'asilo, delle scuole materne, e questo è un po' più preoccupante appunto il dilagarsi appunto della tossicodipendenza che c'è in città con tutti gli aspetti che possano aggirarsi. Ecco, questi tossici comunque probabilmente possono lanciarla ma possono anche introdursi in questo spazio. Cosa pensi di quello che è stato fatto adesso per aumentare la sicurezza? Certo, probabilmente non abbiamo la certezza se sia stata lanciata o se sia introdotto. Ovviamente non ci sono diciamo le dovute sicurezze del caso e quindi quello che noi chiediamo all'amministrazione è che venga fatta diciamo più sicurezza e che vengano inserite delle telecamere, innalzate diciamo delle protezioni, magari non sono la soluzione ma sicuramente sono un deterrente ulteriore. Ecco, poi poco fa proprio abbiamo anche assistito all'arrivo di una pattuglia di carabinieri, come ha confermato c'è stato un aumento anche della vigilanza come era stato assicurato, ecco, ma basta questo perché poi questo episodio va all'interno di un contesto molto più ampio di sicurezza, vero Jacopo? Ma la scuola è il luogo dell'istruzione e della cultura, non delle siringhe e del degrado. Questo l'amministrazione comunale forse se lo sta dimenticando ultimamente, vediamo tanti progetti che parlano di filosofia, di pedagogia, dell'iperuranio della sinistra, poca concretezza nel garantire la base per i genitori che pagano le tasse e che portano i bimbi a scuola. Sicurezza e un ambiente che sia salubre, che sia sano, che sia garantito. Questo in queste ore è mancato evidentemente qui davanti a pochi passi dal centro storico. L'invito che facciamo come Lega, come centrodestra, come opposizione all'amministrazione Possamai è quella di concentrarsi sui temi concreti, dare delle risposte rispetto a un degrado e una microcriminalità che dilaga e magari avere un po' meno a che fare con quella filosofia che molto spesso non ha una concretezza e non ha una risposta efficace. Va bene, intanto grazie allora a tutte e due, per il momento noi seguiremo l'evolversi del caso, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie davvero a Daniele Garbin e a Simone Squarcina, con te e ai tuoi ospiti. Restiamo nel Vicentino per parlare però di cronaca e di una rapina in centro avvenuta a Bassano. Torna l'incubo della rapina in centro a Bassano del Grappa, dove il commesso di un negozio è stato minacciato con un coltello da un malvivente che se n'è poi andato con tutta la cassa.
Il colpo è stato messo a segno poco dopo le 10 del mattino in via Roma, letteralmente a 2 passi dal municipio e per di più in una giornata di mercato, con il centro affollato da turisti, visitatori e dalle prime mascherine a spasso per i festeggiamenti del giovedì grasso. Un uomo che viene descritto come un nordafricano dal marcato accento straniero è entrato al Just In Case, un negozio che vende custodie per cellulari. Dopo aver verificato che ci fosse solo il commesso all'interno dell'esercizio commerciale, il malvivente ha chiuso la porta alle sue spalle e ha intimato al giovane di consegnargli subito il denaro. Nel frattempo ha estratto un coltello da una tasca, minacciando il dipendente fino a quando quest'ultimo gli ha dato quel che c'era in cassa. Il rapinatore si è quindi dileguato con 1.500 euro in contanti, scappando in via Roma e facendo perdere le sue tracce. Subito è stato dato l'allarme e in centro sono accorse le forze dell'ordine che hanno raccolto la testimonianza del commesso. La polizia del commissariato bassanese si sta occupando delle indagini, mentre la polizia locale cittadina ha fornito tutte le immagini potenzialmente utili delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'occhio elettronico è puntato tanto su Piazza Libertà quanto su via Roma, quindi è plausibile che si possa estrapolare almeno un fotogramma utile a risalire all'identità dell'autore della rapina che ha scosso il tessuto commerciale del Salotto Buono bassanese. E ora, dopo i vandali e dopo l'ondata di furti senza fine, la città ha davvero paura e si interroga sulla sicurezza. Ci si interroga sulla sicurezza anche nella Marca trevigiana, tanti furti, le spaccate, a Giavara del Montello conta dei danni ancora in corso in un negozio di ottica razziato da una banda di ladri specializzati. Il negozio è coperto da impianto di sorveglianza e impianto di allarme che è stato comunque preventivamente coperto da 2 pannelli insonorizzanti nella parte esterna e ci siamo accorti noi anche poi in seconda battuta durante la giornata di ieri. Ecco perché non c'è stata una mobilitazione anche da parte dei condomini. Un'azione silenziosa e fulminea, durata pochi minuti, è quella compiuta dai delinquenti che con volto coperto hanno fatto irruzione all'Ottico in Piazzetta, noto negozio nel centro di Giavara del Montello. Letteralmente ripuliti gli scaffali, centinaia le paia di occhiali rubate, tutti marchi di gamma medio-alta, spesso provenienti dal vicino distretto. L'inventario è ancora in corso, di certo l'ammanco è di diverse migliaia di euro. Stiamo ancora verificando e calcolando bene le perdite, però sì, c'è stato un bel furto. Abbiamo occhiali artigianali, brand famosi e hanno rubato molti occhiali da sole. I delinquenti, almeno 2, sono entrati da una porta laterale dopo averla scardinata, poi la fuga non appena l'allarme, pur silenziato, ha inviato il segnale alla vigilanza. Non ci sono dubbi che si tratti di una banda specializzata, mirava agli occhiali. Erano dei ladri professionisti e quindi si è sempre impotenti poi nel proteggere, in questo caso la propria attività, i propri investimenti, e trovarsi disarmati di fronte a questi casi. Chiaro, c'è tutta la solidarietà. Comune che ha intanto messo a disposizione dei carabinieri le immagini della videosorveglianza pubblica, circa 50 occhi elettronici per un territorio di 5.000 abitanti. Resta l'amarezza di chi qui investe ogni giorno tante energie. C'è l'impotenza di fronte a questi episodi qua, non si può aggiungere altro, perché alla fine cosa vuoi? Ci si rabbocca le maniche e si riparte di nuovo. Gabriele, che è comunque l'anima e la forza e la faccia di questo negozio, sicuramente è avvilito quanto me, perché bisogna ripartire e si riparte e si ripartirà. Lasciamo la cronaca adesso, andiamo dal nostro Filippo Fois, che questa mattina ha raccolto l'intervista al governatore Zaia sui nuovi treni che saranno in servizio in tutto il Veneto. È stata la presentazione questa mattina a Marghera. Allora sentiamo cosa ha raccolto il nostro Filippo Fois. Dunque noi prendiamo la linea dal deposito ferroviario di Marghera. Alle nostre spalle, li vedete, ci sono questi nuovi treni, non solo Rock, che è già noto ai veneti, ma anche dei nuovi modelli che entreranno presto in funzione. Sì, diciamo che questi treni fanno parte di una flotta che noi abbiamo acquistato negli anni. Siamo arrivati a 73 dei 78 treni che dovevano fornirci, più 8 ibridi. Oggi vengono consegnati i primi 2 e stiamo parlando di una flotta per la quale abbiamo investito oltre 900 milioni di euro, la flotta dei treni più giovane d'Europa, se non del mondo, perché l'età media è sotto i 5 anni, sono treni efficienti, di ultima generazione. Pensiamo solo all'idea del fatto che questi treni hanno
ampia anche disponibilità di carico, visto e considerato che arrivano anche a 312 posti direttamente, ma soprattutto ricordiamo che questi treni vanno nella direzione di essere sostenibili, consumare di meno ed essere molto più efficienti. E allora servire delle tratte un pochino più difficili, un po' trascurate fino a questo momento del Veneto. Abbiamo chiuso la nostra operazione, perché stiamo parlando della Adria Venezia Mestre, per la quale abbiamo investito 73 milioni di euro, è chiusa, è in corso di elettrificazione, quindi diventerà una tratta che potrà ospitare addirittura subito questi treni elettrici che vediamo, questi treni nuovi, che sono i 3 POP qui presentati. E poi abbiamo la Chioggia-Rovigo, Rovigo-Verona, che avranno questi treni ibridi che faranno gasolio e a batterie, che saranno anche queste delle grandi novità. Va definitivamente dismessa quella che è la Vacca Mora, che è il vecchio treno così soprannominato, che aveva 60 anni. Per quello che riguarda invece le Olimpiadi di Cortina, c'è stato un test che è andato bene. Benissimo, è andato benissimo, fra l'altro al di sopra di ogni aspettativa anche a livello temporale, quindi sappiamo che tra 20 giorni, un mese avremo tutta la pista ghiacciata, perché si è dato l'avvio ieri, e ci sarà il primo test event, come si dice, il primo test da fare direttamente con un bob e con la discesa. È preoccupato dai eventuali dazi degli Stati Uniti d'America? I dazi preoccupano sempre, che siano gli Stati Uniti o di qualcun altro, ma noi siamo amici degli Stati Uniti, gli Stati Uniti ci hanno dato mano a avere la democrazia con quello che è accaduto contro la dittatura. Gli Stati Uniti hanno la stragrande maggioranza dei loro cognomi, dei loro cittadini sono europei, e pensate quanti italiani ci sono di origine italiana cittadini degli Stati Uniti. Penso che gli Stati Uniti dobbiamo dialogare, sono degli amici, non dobbiamo guerreggiare, e invece dobbiamo stringere intese, perché un asse USA-UE sarebbe un asse assolutamente che ci permetterebbe di fare grandi cose nel mondo, soprattutto arginare il pericolo cinese. Ultima domanda, perché sappiamo che deve scappare. Dai treni passiamo agli aerei. C'è stata una presa di posizione da parte di un consigliere di maggioranza, Gio Formaggio, che ha parlato dei pericoli di una possibile cessione della società che gestisce gli aeroporti del Veneto in mani francesi. Ma guardi, io ho letto veramente marginalmente. Intanto queste operazioni bisogna conoscerle approfonditamente fino in fondo. A me non sembra che poi ci sia un passaggio nelle mani francesi, da quello che poi ho letto. Ovvio che poi c'è un flusso di capitali che girano, ed è anche vero che poi il mercato regola il mercato, però ricordiamo che noi abbiamo il terzo scalo aeroportuale a livello nazionale, si è fatta una bella rete, perché non siamo solo presenti qui come Venezia, Treviso, Verona ed altri scali, ma penso ad esempio che abbiamo Charleroi a Bruxelles e molto altro ancora, quindi si sta lavorando bene, penso che avremo ancora degli ottimi risultati. Del resto il nostro è un aeroporto, uno scalo aeroportuale che va oltre i 15 milioni di presenze. Allora, ne ha accennato Zaia in questo contributo del nostro Filippo Fois, l'accensione ieri della centrale di refrigerazione. Parliamo dello sliding center, all'interno dello sliding center di Cortina, della pista da bob. Allora vediamo come è andata ieri nel racconto di Tiziana Bolognani. Siete pronti? 1, 2, 3 e viva le Olimpiadi! Adesso i compressori sono attivi e stanno producendo acqua refrigerata. Una impressione a caldo. Spettacolare. Nel cuore dello sliding center, la pista olimpica di bob, slittino e skeleton, dentro la centrale di refrigerazione, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli l'onore di pigiare lo start all'attivazione della sala macchine, che da sabato avvierà il ghiacciamento del tracciato con una potenza complessiva di quasi 4 megawatt e mezzo. Il fluido vettore per la prima volta al mondo è il glicole, che viene raffreddato nella centrale frigorifera e pompato lungo tutto il circuito. Emozione di orgoglio per aver creduto fin dal primo momento in questa operazione, un'operazione che, ricordiamolo, ha visto sì un investimento legato allo sliding center, ma si porta dietro oltre 1 miliardo di euro di investimenti che verranno realizzati da qui ai prossimi anni e che cambieranno il volto non solo della statale Alemagna ma del Veneto. Le fasi di lavorazione sono addirittura d'arrivo e già si guarda alle scadenze per la preomologazione dal 24 al 31 marzo, quando a testare la pista arriveranno 30 atleti delle federazioni internazionali con i massimi esperti delle specialità di scivolamento su ghiaccio. Siamo riusciti a fare un'opera d'arte che unisce l'ingegneria, l'architettura, l'artigianato. Viene tirato il cemento come nei restauri. Questo ci permette, con un errore di 1 o 2 millimetri, di avere meno difficoltà poi a tirare
il ghiaccio. Infatti abbiamo cominciato a ghiacciare, già oggi cominciamo a ghiacciare, contiamo che per la settimana prossima già i primi settori si vedono. Non c'era il presidente della regione Luca Zaia, annunciata e annullata in poche ore la sua presenza alla cerimonia per sopraggiunti impegni istituzionali. Né da Palazzo Balbi né da Palazzo Ferrofini è stato inviato un rappresentante regionale all'evento. A margine della cerimonia il sottosegretario Morelli è tornato sulla questione sicurezza che in provincia ha comportato l'arrivo di 53 nuovi carabinieri e rafforzato di 10 unità il personale della polizia, specialmente dopo il presunto sabotaggio di giovedì scorso. Non ho spunti, aggiornamenti legati chiaramente alle indagini che sono in corso per quanto avvenuto nelle scorse notti, ma devo sottolineare che non credo che ci sia una pianificazione rispetto a quanto avvenuto, ma il rischio maggiore, sul quale vi invito da collega, invito i media a fare la loro parte, è sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto a una responsabilità che tutti quanti abbiamo. Allora, prima di andare in pubblicità, vediamo l'arrivo di un grande della musica italiana a Padova in questi giorni, Zucchero. Stamattina è stato un flash, appena l'ho visto ho detto bellissima. Sarà la giornata di sole, sarà quello che è, ma poi il giro che ho dovuto fare per venire qua mi ha dato la possibilità di vedere un po' più di cose. Non la conoscevo così bella e così romantica, così come dire, preziosa, ecco, preziosa. Romantica e preziosa come un diamante, per citare uno dei suoi più grandi successi. Zucchero scopre Padova e la racconta così ai cronisti che lo accolgono a Palazzo Moroni, dove il sindaco Giordani gli consegna la medaglia della città. Nella città del Santo, per annunciare il suo concerto del 28 giugno che apre la stagione dei grandi eventi allo Stadio Ganeo, il bluesman di Reggio si abbandona ai ricordi quando nel 1989 proprio a Padova suona per la prima volta in uno stadio, lo storico Appiani. Ho fatto il primo concerto del Tour di Oro Incenso e Birra, che appunto era uscito nell'89, e me lo ricordo benissimo quel concerto lì. Me lo ricordo perché era pieno ovviamente, ma erano tutti in piedi a quel tempo, eravamo tutti molto più giovani. Mi ricordo che fu come debutto per la prima volta in uno stadio, fu per me una cosa insomma eccitante, molto quello che desideravo da anni. Sarà un concerto con posti solo a sedere, attesi oltre 30.000 fan da tutto il mondo per ascoltare Sugar, che oltre ai classici indimenticabili annuncia che ci sarà anche tanta improvvisazione. Ci sono pochi fronzoli, poche balle e basta, e si suona. Orgoglioso il sindaco Sergio Giordani ha accolto Zucchero con la medaglia della città. Questo dimostra che Padova è interessata e interessa a tantissime star, 7 concerti quest'anno e questi 7 concerti non sarà tolto un minuto ai lavori che faremo allo stadio, questo è il bello. Zucchero concluderà a Padova il suo mini tour, ma nel cuore il desiderio di realizzare un concerto di pace in un luogo segnato dal conflitto. A Gerusalemme forse. A Gerusalemme, per vedere se, a parte lo so che i concerti non hanno la forza di mettere la pace, ma forse hanno la forza di sensibilizzare e di, come dire, di far arrivare un messaggio. Da Zucchero alla pubblicità, è tempo della pausa pubblicitaria e poi è tempo invece di Ecovisioni, fra pochissimo. Di nuovo in diretta, è venerdì e quindi è il momento di Ecovisioni, lo dicevamo all'inizio della nostra prima edizione. Parliamo oggi dell'impatto economico e sociale dei cambiamenti climatici nel bacino del Mediterraneo, e quindi è una cosa che ci interessa
da vicino, perché parleremo di Italia e di Veneto. Ovviamente, ben ritrovato Andrea Ferrazzi, buongiorno. Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, con noi oggi il professor Francesco Bosello, buongiorno professore. Buongiorno a tutti e a tutte. Docente di economia dell'ambiente all'Università Ca' Foscari di Venezia, nonché direttore della divisione impatti economici del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Allora, noi oggi partiamo da alcuni dati che sono usciti qualche giorno fa abbastanza emblematici, e cioè una sorta di sondaggio importante in tutta Italia sulla preoccupazione della gente, degli italiani nei riguardi del cambiamento climatico. Ebbene, il 58,1% degli italiani, quasi 6 persone con più di 14 anni su 10, è preoccupato per i cambiamenti climatici. È un dato in leggero aumento, stabile ma in leggero aumento rispetto al 2023, ed è un dato Istat. Meno preoccupati dello smaltimento e la produzione di rifiuti e del buco dell'ozono, ma molto preoccupati ad esempio dell'inquinamento dell'aria e soprattutto del dissesto idrogeologico. Insomma, le immagini delle alluvioni in Emilia-Romagna soprattutto, ma non solo, sono ancora molto fresche. Quindi 6 italiani su 10 sono molto preoccupati, e non è peraltro, chiudo, una questione solo di giovani, ma anche di fasce d'età più avanzate, quindi è molto trasversale. Ferrazzi, il cambiamento climatico preoccupa e deve preoccuparci anche qui, perché nel bacino del Mediterraneo che accade? Beh, preoccupa gli italiani, perché gli italiani hanno gli occhi e vedono quello che sta avvenendo. Uno può fare anche lo struzzo, cioè può nascondere la testa sotto la sabbia, può raccontare che il cambiamento climatico non c'è, che le esondazioni non ci sono, che le alluvioni non ci sono, che non ci sono le trombe d'aria mai viste nei nostri territori da mai, eppure adesso ci sono e come. Cioè può negare tutto questo. I matti esistono, i matti sono coloro che hanno un rapporto, diciamo, difettoso nei confronti col dato di realtà. Il dato di realtà, purtroppo, volenti o nolenti, invece racconta questo, cioè racconta che il cambiamento climatico è entrato nei nostri territori, nelle nostre case, nelle nostre vite, con un impatto diretto, a volte drammatico, ma non solo in Bangladesh, non solo nell'Africa subsahariana con la siccità, no, da noi, nelle nostre città, nelle nostre valli, nelle nostre montagne. E i dati che lei adesso ci raccontava dicono appunto giustamente di una popolazione italiana che si è resa conto di questa situazione. È importante però dire subito una cosa: non bisogna fare gli struzzi, ma neanche i catastrofisti, cioè si possono trovare le soluzioni. Lei ha citato la questione del buco dell'ozono. Certo. Il buco dell'ozono è stata una questione drammatica, come ce la ricordiamo, no? Quante discussioni, quanti dibattiti. Adesso non se ne parla più. Ma non è che non se ne parla più a caso, sono stati compiuti degli interventi dal punto di vista legislativo e degli impianti e dell'utilizzo di alcuni gas che sono stati tolti dalla produzione, e questo ha comportato, è stato un fattore, diciamo, un cofattore determinante della riduzione di questo buco. E questo racconta che è importantissimo, ed è esattamente il senso di questa trasmissione, raccontare le questioni, ma raccontare anche le soluzioni. Ed è esattamente la direzione che dobbiamo intraprendere. Allora, noi ci occupiamo oggi prevalentemente dell'impatto economico con il professore. Sì. Facciamo uno sguardo di insieme. L'impatto nel bacino mediterraneo, quindi è una cosa che ci riguarda noi, ha diverse direttrici. C'è una questione ambientale, c'è una questione anche le conseguenze sui flussi migratori. Partiamo da qui, poi ci concentriamo sull'economia. Tutti gli studi a livello internazionale raccontano che una delle aree più fragili è esattamente il bacino del Mediterraneo. È uno dei bacini che vede e vedrà un innalzamento medio della temperatura maggiore, ed è tanto più grave perché è un bacino assolutamente vissuto. Noi per stare in Italia abbiamo 8.300 km di coste, sono coste fondamentalmente, come si dice, antropizzate. Lo sono meno in pochissime regioni, tra cui la Calabria, ma se andiamo a vedere proprio anche le tabelle dell'Istat, dell'ISPRA, raccontano proprio un consumo del suolo ormai in tutta la costa italiana, e certamente nel nord-est questo vale al 100%. Allora è chiaro che un impatto di questo tipo rischia di essere devastante. Le immagini, l'abbiamo già raccontato in questa trasmissione, che secondo l'IPCC, secondo il rapporto sul Mediterraneo di 2 anni fa,
si racconta come l'innalzamento del livello del Mediterraneo previsto è, se non si fa nulla da qua a 70 anni, di 70-80 centimetri. 70-80 centimetri, qui ha 2 veneziani, no? Sa cosa vuol dire 70-80 centimetri? Il Mose lo per Venezia? salutiamo tranquillamente. No, insomma. il Mose non sarà più utile, questa certo. è la verità. E interessantissimo gli studi che fa il professore col suo dipartimento, col centro di ricerca, che ha una valenza di carattere anche internazionale, l'impatto economico. Perché noi ci raccontiamo sempre giustamente l'impatto ambientale e poi diciamo magari che però costa troppo. No, ma costa troppo cosa? Il tema è che costa troppo non fare nulla e l'impatto economico del cambiamento climatico rischia di essere devastante. Allora vediamolo, professore, qual è la valutazione sui costi, insomma dai vostri studi, qual è l'impatto economico e concentriamoci su Italia e quindi sul Veneto. Sicuramente, allora grazie. Dunque l'impatto economico è estremamente rilevante, però volevo dire una cosa prima di dare qualche numero, che non è facilissimo rispondere a questa domanda perché il costo che noi subiremo dipende non solo da come evolverà il clima, ma anche dalle scelte che faremo noi oggi. Quindi questo è molto importante, quindi dalle tecnologie che noi decideremo con cui noi decideremo di dotarci o meno, delle politiche che noi decideremo di attuare oggi o meno, dipenderanno anche i costi futuri. Allora, ipotizziamo di essere in un mondo in cui, come quello attuale, sembra che le politiche climatiche non siano così stringenti, quindi non siano così importanti, soprattutto abbiamo visto adesso, sembra che ci siano altre preoccupazioni, quindi un mondo in cui la temperatura potrebbe aumentare più dei 2 gradi centigradi, tra i 3 e i 4 a fine secolo. Prendiamo l'Italia, mettiamoci in un periodo non lontanissimo, mettiamo il 2050, sono 25 anni più o meno. Allora, gli studi che ci sono prevedono per il nostro paese una perdita che va più o meno dal 2 al 4% del prodotto interno lordo al 2050. È come avere, diciamo, un piccolo Covid, che però dopo dal 2050 in poi questi costi aumenteranno. Però c'è anche una cosa importante da dire, che questi sono i costi, diciamo, in termini di flussi economici, perché il prodotto interno lordo ci dice la capacità di un paese di produrre ricchezza, ma ci sono anche tutti i costi, diciamo, sui valori immobiliari, fondiari. È come se io avessi un appartamento, no, che do in affitto. L'appartamento mi produce un reddito che è quello dell'affitto, ma se io l'appartamento lo distruggo, perdo sia il reddito dell'affitto sia tutto il valore incorporato nell'appartamento. Allora, queste perdite sono altrettanto elevate. Parlavamo dell'innalzamento del livello del mare, che un paese che è tutto coste come il nostro è estremamente preoccupante. Ci sono degli studi che dicono che in uno scenario in cui appunto non ci sia controllo dell'aumento della temperatura, le perdite potrebbero ammontare a 80 miliardi. 80 miliardi. Questo dato. 80 miliardi, per essere chiari, sono 3 leggi di bilancio del paese. Esatto, oppure adesso si discute sul potenziale impatto che potrebbero avere i dazi degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa, in particolare dell'Italia. Si parla di alcune stime di 10 miliardi. Ecco, qua siamo 8 volte di più, ma questo è solo l'innalzamento del livello del mare. Poi abbiamo anche alluvioni. Anche quelli sono impatti sulle infrastrutture, no? E anche lì sono miliardi di costi, si parla di 3-4 miliardi, ma pensiamo anche a un paese come il nostro dove la produzione agroalimentare è un'eccellenza, dipende da quello che la terra riesce a produrre. Però se cambiano le condizioni climatiche cambia anche la capacità dei nostri territori di produrre questi prodotti di eccellenza. E si stima per esempio che per ogni grado di aumento della temperatura il valore fondiario possa ridursi di quasi il 10%. E poi ci sono tante altre cose da dire, per esempio gli impatti sul turismo, non so se avremo tempo di parlarne, gli impatti sulla salute, gli impatti sulla biodiversità. È stato un recentissimo studio puntualizzato che in Europa il 70% delle attività economiche è comunque collegato a qualche servizio ecosistemico. Quindi se noi andiamo a perdere quelli, anche tutto il resto ne risente. Tutto questo se non si fa nulla. Se non si fa nulla. Ferrazzi, è quello che dicevamo prima, cioè quanto costa la transizione ecologica? Togliamo la frase, cambiamo la frase, la domanda: quanto costa non farla? Esatto. Che è la vera questione, no? Perché giustamente, giustamente per nulla diciamo, ma tutto
il centro della discussione rischia di essere esattamente sulla prima parte del suo ragionamento, cioè quanto ci costa la transizione, non solo in termini economici, ma anche dal punto di vista sociale, e sono tutte considerazioni giuste da fare, perché noi dobbiamo andare a vedere con obiettività che cos'è la transizione ecologica, la transizione digitale e via dicendo. Ma poi la vera domanda è quanto costa non fare nulla, e tutti gli studi dimostrano, sia diciamo delle istituzioni pubbliche che private, dimostrano che il costo della non transizione è molto maggiore del costo della transizione, anzi non è un costo quello della transizione, è un investimento, perché la vera sfida per il nostro futuro è quello di immaginare percorsi che ci permettono di essere competitivi attraverso la transizione, perché l'abbiamo già detto 1000 volte in questa trasmissione, portando i maggiori esperti a livello nazionale e internazionale. Non è che nelle altre parti del mondo stiano fermi, non è che la Cina è ferma sulla transizione ecologica oppure gli Stati Uniti sono fermi sulla transizione digitale, sono tutti che corrono, siamo noi che siamo rimasti fermi. È importante da questo punto di vista anche il provvedimento assunto ieri dalla Commissione europea del piano industriale per diciamo, l'economia del futuro, no? Che accompagnerà le nostre imprese, deve accompagnare le nostre imprese in maniera snella, non burocratica, veloce, ma le deve accompagnare per il benessere, perché la transizione serve per il benessere di tutti noi. Peraltro oggi il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto bollette, no? Sconti per imprese e famiglie. Giorgetti dice contributo da 200 euro per ISEE fino a 25.000 euro, ma questi sono interventi sull'immediato, non è l'intervento a quello che risolve la situazione, ma risolve una problematica che certo esiste, ma che non esisterebbe se ci si fosse mossi prima. Quando prendi no? un antidolorifero perché hai mal di denti, no? E poi però il dente non sano rimane, cioè quante volte l'abbiamo detto, ripetuto, e dobbiamo insistere su questo, cioè se noi continuiamo ad essere attaccati alla questione del gas e del petrolio, è di ogni evidenza che al di là dell'impatto ambientale che è devastante, dal punto di vista economico non reggiamo, perché il gas è volatile e il prezzo del gas non lo facciamo noi, lo fanno le borse speculative di Amsterdam. Abbiamo avuto negli scorsi anni un passaggio da 17 euro a megawattora a 380 e adesso poi è ritornato, adesso sta crescendo, e questo vuol dire bollette per le nostre case e per il sistema industriale produttivo artigianale. È un problema serissimo, è per questo che quando parliamo di energia parliamo di una questione molto concreta che entra nelle nostre tasche. Allora, professore, lei ha dato delle cifre da brividi prima, ovviamente se non si interviene, però insomma quello è lo scenario che si pone se si pensa che i problemi siano altri. Sentiamo parlare spesso di eventi catastrofici, eventi irreversibili. Ecco, questo concetto di irreversibilità, quanto poi ha un ruolo su questi costi, su questo impatto? Allora, la parte forse più preoccupante è che nelle cifre che citavo prima non vengono contemplati gli eventi catastrofici. Intanto capiamo di cosa stiamo parlando, non confondiamo gli eventi estremi con gli eventi catastrofici. Ecco, qual è la differenza? Ecco, un evento estremo può essere un'ondata di calore particolarmente intensa, può essere un'alluvione particolarmente severa, può essere una siccità che perdura particolarmente a lungo nel tempo. L'evento catastrofico, questo è un evento estremo. Gli eventi catastrofici invece sono quegli eventi a cui è associata una piccola probabilità di verificarsi, ma che se si verificano hanno dei costi enormi, tanto grandi che non si riesce neanche a quantificarli. Per fare l'esempio classico, che forse è abbastanza diciamo di senso comune, insomma, è il collasso dei ghiacci della Groenlandia, per esempio. Se collassasse la calotta di ghiaccio avremmo in brevissimo tempo 7 metri di innalzamento a livello del mare. Un altro esempio potrebbe essere il collasso di qualche meccanismo circolatorio che regola il clima. Tutti noi conosciamo, immagino, il Niño, la Niña, ecco, una cosa del genere, ce ne sono tanti. Ecco. In questi casi ci sarebbero delle conseguenze enormi, costosissime, tanto costose che non vengono neanche quantificate. È come se io dicessi, vabbè, succede una cosa di questo tipo, andremo a perdere il 20% del prodotto interno lordo mondiale. Ecco. Qual è il punto? Il punto è che siccome questa probabilità è bassa che si verificano, però aumenta al crescere della temperatura, quindi le politiche
di mitigazione, di controllo delle emissioni climalteranti sono anche un elemento di assicurazione per il futuro, cioè non solo ci consentono di ridurre i costi di cui parlavamo prima, per esempio in uno scenario in cui l'aumento della temperatura viene contenuto a 2 gradi, l'Italia potrebbe avere dei costi molto molto piccoli, quindi quel 4% di perdita potremo evitarlo quasi tutto. Ma in più noi lavoriamo per ridurre la probabilità che si verificano questi eventi catastrofici, che purtroppo non è zero, c'è un po' di questa probabilità, e se si verificano dopo diciamo, sono dolori per tutti, ma d'altronde è un'esperienza comune, tutti noi ci assicuriamo. Certo. È lo stesso identico principio. Insomma. Quindi il professore ha dimostrato insomma, che riducendo come diceva prima, la questione della temperatura si può evitare, quindi c'è il sistema, è come il discorso che dicevamo prima, non è parlare di catastrofe, essere apocalittici e quindi la gente si deve suicidare, c'è modo però bisogna farlo, no? Esatto. Questo è il concetto. Le posso chiedere una cosa, certo. Voi, lei fa un lavoro straordinario con il suo team, insomma, e con il centro del Mediterraneo, ecco. Voi producete questi studi, avete questi dati, le istituzioni, la politica cosa vi dicono quando vi portano, perché io credo che come sempre abbiamo detto le imprese sono un po' più ricettive, ma poi è la politica che decide alla fine, no? Quando voi portate questi dati, la politica cosa vi dice? Allora, la parte più... allora, intanto bisogna distinguere, perché noi abbiamo ottimi interlocutori e molto sensibili a livello locale. Quindi i comuni, cioè quelli che lavorano sul territorio, e le province, e le regioni, sono molto molto interessate e molto molto reattive. Ecco. A livello nazionale è un po' più difficile, ma da un lato è anche comprensibile perché si devono comporre degli interessi molto 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 diversi. Il problema fondamentale di tutte queste politiche è il cosiddetto la maledizione dell'orizzonte, cioè quello che io faccio adesso mi darà dei benefici più avanti nel futuro. Quindi non lo posso vedere. Esatto, non è vero, perché la transizione può dare già possibilità di sviluppo adesso, però comunque ha dei costi di transizione proprio, di ricomposizione di interessi, cioè ci sarà sicuramente qualcuno che verrà più danneggiato e qualcuno che verrà più favorito sia a livello sociale, a livello di imprese, e quindi bisogna governarla questa transizione. Però noi siamo in grado di farlo, abbiamo anche già le tecnologie per fare questa cosa qua, però non è un problema semplice, ma affrontabile. Se mi consente, volevo fare un esempio sul discorso delle bollette. Certo. Forse non si sa che nel 2024 la Spagna, che ha un sacco di energia rinnovabile, ha avuto dei periodi dell'anno in cui il costo dell'energia elettrica all'ingrosso, non quello che era negativo. Cioè hanno prodotto talmente tanta energia rinnovabile che costa meno del gas. Produrre energia col gas è la cosa che costa di più. Certo. Abbiamo rinnovabile, nucleare, carbone, gas, diciamo, è quello che costa di più. Bene, hanno prodotto così tanta energia rinnovabile che l'hanno messa nel sistema e, diciamo, all'ingrosso non avevano costi. Quindi è anche al di là della questione ambientale, è proprio una convenienza economica. Ma anche adesso non si investe più in centrali a carbone. Si investe gli investimenti al mondo in energia rinnovabile superano quelli per l'energia fossile, e sicuramente non solo, direi, per motivi ambientali, per motivi di convenienza economica. Sì, dopodiché alcuni, diciamo, di questi potentati economici, invece legati al gas, al carbone e al petrolio, fanno di tutto per opporsi, no? Perché? Ma perché? Perché vogliono, diciamo, massimizzare l'utilità aziendale, che contrasta totalmente con la ricerca della tecnologia, con l'ambiente e, come diceva il professore, con i costi. E questo è un elemento centrale. Cioè l'energia rinnovabile non sarà sufficiente per rispondere a tutta la domanda di energia, che peraltro sarà crescente nel corso del tempo, ma sarà di gran lunga quella più utilizzata, quella in grado di raggiungere l'80% almeno, diciamo, della produzione necessaria al mondo per appunto rispondere alla domanda di energia. E soprattutto non è solo pulita, è pulita per le nostre tasche.
costa assolutamente di meno, e tutte le scelte anche internazionali che sono state compiute, per esempio l'ultima della COP di qualche mese fa, del novembre scorso, spingono in questa direzione. Moltiplicazione degli investimenti, ma lo vediamo anche nelle auto, le auto elettriche, con tutte, appunto, adesso non apriamo qui la questione dei pro, dei contro e via dicendo, ma i costi delle auto elettriche sono inesorabilmente destinati a calare, con batterie che avranno una resa sempre maggiore, tempi di ricarica che ormai sono di 30-35 minuti e anche di meno, con autonomia dei 500-600 km e con costi che saranno allineati almeno nel breve periodo, e poi ancora meglio, a quelli dell'endotermico. Il tema è: vuoi inserirti in questo mercato o lo vuoi subire? Perché delle due l'una. E poi da un altro aspetto è l'impatto sociale, strettamente legato a quello economico. Noi abbiamo raccontato nelle nostre puntate dedicate alla geopolitica che se un'area del Mediterraneo, ma non solo, insomma, visto che parliamo di qui del Mediterraneo, subisce un cambiamento climatico pesante, chi abita in quelle zone si sposta. E quindi avremo, e già cominciamo ad avere, i migranti climatici, quindi ci sono i flussi migratori che si sposteranno, anche questo è un altro impatto, no? Ma questo non è che avremo, li abbiamo già, certo. Cioè, la conferenza di Nairobi delle Nazioni Unite ormai di parecchi anni fa ha già dimostrato, c'erano i migliori scienziati al mondo, esperti di questo, che il primo motivo oggi di migrazione è la siccità, e la siccità è dovuta al cambiamento climatico. Quello che sta avvenendo in Africa è drammatico. E guardi che noi vediamo solamente un pezzettino, perché il 90% dei flussi migratori africani sono all'interno del continente, cioè non escono dal continente. Escono dal continente il 10%, 1 su 10 esce dal continente. E se noi sommiamo questo al fatto che nel 1950 l'Africa aveva 250 milioni di abitanti, nel 2050, cioè 100 anni dopo, avrà 2 miliardi e mezzo di abitanti. Allora anche da questo punto di vista, no? Quando si parla di migrazione, di sicurezza, anche in maniera a volte corretta e a volte non corretta, anche molto speculativa, no? In termini anche politici a volte, nel senso che invece di trovare soluzioni si rincorrono, si alimentano i problemi per alimentare e per cavalcare le paure. Questo è un tema serio. Ma dicevo, anche da quel punto di vista, anche dal punto di vista della sicurezza sociale, l'investimento contro il cambiamento climatico è fondamentale. Certamente è essenziale quello che diceva lei, cioè le scelte politiche, quello che diceva anche il professore, cioè le scelte politiche hanno bisogno di decisori politici che non guardano solo al tornaconto magari elettorale di domani, ma che abbiano la capacità di alzare la testa e di essere un minimo statisti, cioè un minimo capaci di vedere il futuro, un minimo innamorati, diciamo, delle persone. Il famoso orizzonte di cui parlava il professore, costi sociali. Voi analizzate anche questi che sono importanti. Sì, assolutamente, e anzi il problema dei costi sociali è rilevante non solo in termini di divario nord-sud, paesi sviluppati o in via di sviluppo, nord-mediterraneo, sud del Mediterraneo, ma è rilevante anche all'interno delle società moderne sviluppate, anche in Italia. E non solo l'aspetto territoriale, ma anche l'aspetto di equità di distribuzione della ricchezza. Tutte le crisi di qualsiasi tipo, ma anche quella climatica, in generale hanno degli effetti più gravi nei soggetti più deboli, nelle classi diciamo, più svantaggiate economicamente, socialmente, eccetera, perché hanno una minore capacità di reagire a queste pressioni. In più il cambiamento climatico ha proprio degli aspetti di aumento della disuguaglianza in questo senso. Faccio 2 esempi. Certo. Per esempio il consumo di energia. Cioè, aumenta la temperatura, cos'è la prima cosa che noi facciamo? Se aumenta tanto, noi ci mettiamo l'aria condizionata in casa e ce l'accendiamo. Ovviamente costa questa cosa, quindi succedono 2 cose. Chi non ha abbastanza risorse non si mette l'aria condizionata e soffre. E attenzione, adesso noi abbiamo già avuto delle estati molto calde, ma saranno sempre più calde, quindi si arriverà a un punto in cui non è che ho un lieve disagio perché ho caldo in casa, ho veramente tanto caldo.
Quindi oppure dovrà spendere una quota del suo reddito molto più alta rispetto a una famiglia ricca per raffrescarsi. E quindi qua si parla di povertà energetica e quindi questo aumenta il divario tra chi può permettersi un certo tipo di sollievo e chi no. Ma anche immaginiamo dove noi abitiamo. Di solito le zone meno diciamo appetibili di una città, no? Quelle magari vicino a un fiume, quelle dove non ci sono i sistemi fognari migliori eccetera, di solito vengono abitate da chi ha meno risorse. Chi è più ricco sta nei quartieri più belli, ma in questo caso vuol dire che quelle zone e quelle persone che vivono là saranno più colpite, per esempio, da un evento di alluvione urbana. Okay. E quindi questo aumenta il divario, no? Sempre tra chi sta meglio e chi sta peggio, e la quota di disuguaglianza che una società può tollerare è anche quello un elemento che è critico. La disuguaglianza è anche qualcosa che, più o meno disuguaglianza, è una cosa che fa sviluppare in modo più o meno armonico anche una società. Perché quindi, poi il rischio è quello della tensione sociale. Esattamente. Grazie. I risvolti sociali sono il terzo elemento fondamentale che viene colpito dal cambiamento climatico, no? Perché c'è quello ambientale, c'è quello economico e c'è quello sociale, che rischia di essere drammatico. E i più deboli sono quelli che ne pagano le conseguenze. A livello diciamo, dei nostri cittadini, per quello che diceva il professore, e a livello geopolitico generale, perché le popolazioni che più stanno soffrendo, peraltro, dei costi e della crisi del cambiamento climatico sono le popolazioni, primo, che sono meno responsabili di quello che è avvenuto, dal punto di vista proprio delle emissioni di gas climalteranti, e secondo sono le popolazioni più fragili, più marginali, le popolazioni delle piccole isole, per esempio del Pacifico, che spariscono perché il livello del mare ormai le sta facendo sparire fisicamente, le popolazioni africane, le popolazioni di altri luoghi dove non c'è nemmeno la capacità diciamo, dell'investimento in quello che si definisce l'adattamento climatico, no? Perché se tu hai un paese ricco hai la possibilità di intervenire con la ricerca scientifica, la tecnologia per adattare il territorio e quindi per cercare diciamo, di mettere una pezza nei confronti delle catastrofi che possono avvenire. Ma se tu sei un paese povero questa cosa non ce l'hai, ti becchi tutta la conseguenza, dopodiché che fai? Lasci il tuo paese e vieni da noi. E diventi un migrante climatico. Mi consente in chiusura una domanda personale. Lei lavora, immagino vive forse, ma sicuramente lavora a Venezia, sì. A Ca' Foscari, insomma. Che effetto le fa ogni giorno che va a Venezia, va al lavoro, pensare a quel famoso orizzonte, a una Venezia che è sempre più fragile e che potrebbe sparire, insomma? Ma diciamo che è anche una motivazione per fare questo lavoro. Io spero sempre che almeno portando evidenza scientifica, la migliore che abbiamo, sia il modo migliore per contribuire a risolvere i problemi. Dopo le decisioni politiche, le decisioni deve prendere qualcun altro, certo. Però almeno cerchiamo di dotare chi deve prendere le decisioni con la miglior conoscenza possibile e anche avvertirli nel caso non stiano adottando la miglior conoscenza possibile. Okay. Gli studenti cosa dicono? Gli studenti sono molto interessati. Molto interessati. Io più che altro i giovani. Lei citava il sondaggio, però prima sull'Italia, ma c'è stato un sondaggio recentissimo del World Economic Forum sulla percezione dei rischi, il Global Risk Report, e si vede che anche in una situazione in cui uno potrebbe pensare, non so, siamo più preoccupati delle malattie, della guerra, eccetera, invece i problemi connessi all'ambiente e al clima sono nella top 4 dei rischi, e i giovani sono quelli più sensibili a queste. I giovani e quelli sopra gli 80 anni, stranamente. Ecco, I super giovani e i super vecchi. Ci deve essere un collegamento. Ci deve essere un collegamento. Siamo alla fine. Io ringrazio davvero il professor Francesco Bosello, grazie per il suo lavoro, grazie davvero perché appunto il vostro contributo è sempre molto importante. Frazzi, la prossima settimana è una puntata particolare, perché? Presentiamo un libro che riassume alcuni dei temi che abbiamo affrontato durante questa trasmissione televisiva, un libro interessante, edito da Marietti 1820, che è una delle case editrici storiche del nostro paese, più di 200 anni di storia, ma con la collaborazione di Media Nord-Est. E quindi avremo l'occasione, insieme alla direttrice generale di tutto il gruppo editoriale, che unisce anche altre sigle,
di presentare il libro, presentarlo ai telespettatori, e sarà l'inizio poi di un viaggio nei territori non solamente del Veneto, per utilizzare le informazioni che abbiamo raccolto, gli scambi di vedute che abbiamo, come dire, sollecitato, e poi di confrontarci davvero col territorio. Il libro sarà dunque l'occasione di questo viaggio nel territorio per incontrare le persone in carne ed ossa. E allora, prossima puntata da non perdere. Io vi lascio come sempre al documentario Borgo Veneto e poi il film, cioè Guardie e Ladri, Totò, un classico dopo il documentario. Prima però c'è il meteo, quindi siamo proprio in tema. Grazie per averci seguito, prossima puntata da non perdere. Grazie professor Bosello. Arrivederci.